Buonasera e benvenuti a tutti. Sono le 19.09 e do inizio al Consiglio. Prego, segretario, per l'appello. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Soligo Francesco. Presente. Serena Marco. Borsato Lorenzo. Scotton Lucia. Pizzinato Riccardo. Carron Marina. Gagno Riccardo. Gagliazzo Dario. Borghetto Lucina. Novello Francesco. Bonotto Carla. Calegari Alessandra. Panighella Arturo. Carraro Mario. Milani Irene ha comunicato. Ha comunicato che purtroppo non può venire per problemi di salute, è assente e giustificato. Grazie. Girasole Camilla. Parchi Loriana Emanuela. Quindi 16 presenti e un assente giustificato. Bene, nomino gli scrutatori per questa sera, che saranno il consigliere Borsato, la consigliere Borghetto e la consigliera Girasole. Mi sembra che il segretario volesse fare una comunicazione, se non sbaglio. Vuole farla? Ok, bene. Passo la parola al sindaco. Allora, buonasera a tutti. Come avete visto sia dall'ordine del giorno e visto qui in sala consigliare, abbiamo una rappresentanza di scout, guide, coccinelle e ACR. Quindi il Consiglio Comunale, l'amministrazione comunale vuole riconoscere quello che in questi quasi 2 anni, il supporto che state dando alle giornate ecologiche, anche per divulgare il messaggio a questi ecovandali che si fanno sempre più frequenti ultimamente. Quindi il messaggio è quello che vogliamo dare e soprattutto l'impegno che voi come gruppi avete dato in queste domeniche ecologiche raccogliendo i rifiuti nel nostro territorio. Quindi vi sarà dato un riconoscimento, una pergamena dove appunto il Consiglio Comunale riconosce questo vostro aiuto volontario. Ecco, questo mi sentivo di dire e di ringraziare a nome di tutto il Consiglio l'operato che state facendo e che faremo nelle prossime giornate ecologiche. Adesso chiameremo gruppo per gruppo e consegneremo la pergamena. Un applauso, no? Aspettiamo un attimo il sindaco che comunque anche lui è, no, lui è il fautore anche di queste giornate ecologiche, essendo anche l'assessore dell'ambiente. Quindi... Sì. Giacinto? Eccolo qui. Allora, leggo quello che c'è scritto su tutte le pergamene. L'amministrazione comunale di Villorba ringrazia gli scout e qui si cita il gruppo, per il costante impegno civico e l'encomiabile attenzione all'ambiente e alla sua tutela. Allora, gruppo Villorba 2, fuoco corona boreale. Grazie mille insomma, del riconoscimento anche a nome delle altre capounità, perché insomma, il senso civico nello scoutismo è un elemento importante, quindi cerchiamo insomma, ogni giorno di portarlo a termine anche in questo modo. Bene, grazie. Allora, riparto pianeta Plutone di Catena.
reparto Stella Polare di Fontane. Gruppo Villorba, Cerchio del Bosco Gioioso di Catena. Non può mancare la foto, ma scherziamo. Non lo so, continueremo a impegnarci. È già una bella cosa. Gruppo Villorba, Cerchio dei Sentieri della Gioiosa di Fontane. Gioia, scusate, senza di là. Ups. Ferma qua. Facciamo qualcosa, Ha detto tutta la Silvia. ACR di Catena Lancenigo. Ecco, due parole sull'ACR, sì, però. Sì, beh. Adesso abbiamo parlato di guida e scout. No, beh, per noi è stato sicuramente una nuova occasione, perché è stata per noi la prima volta che abbiamo partecipato ed è sicuramente stato molto educativo per i ragazzi. Abbiamo visto l'impatto che fin da piccoli ha un'azione del genere. Quindi continueremo anche Esatto. E noi ringraziamo. Grazie. Esatto. Grazie mille. Complimenti per il continueremo. Gruppo Villorba, Clan Click-Clock. Click-Clock. Si vede che siamo parenti. Sì. Beh, innanzitutto grazie. Sì, beh, poi penso che comunque anche gli altri ce l'hanno. Sai cosa Ah, ok. Prima avevo brutta come situazione. No, dai. Allora, beh, innanzitutto grazie. E per noi è sempre un piacere collaborare, giornate ecologiche. Sì, avevamo impiantato anche gli alberi per il parchetto di Fontane di Villorba, mi sembra. Quindi sì, sempre un piacere. A noi fa piacere sentirci attivi nel comune, non semplicemente nella nostra attività, quindi sì, penso che in futuro continui questa... Diciamo partecipi. Esatto. Grazie. Reparto Dolomiti di Lancenigo. Dolomiti. Alti e bassi, diciamo. C'è posto per tutti. Molto alti e molto bassi. Se volete esprimere anche voi un pensiero che non sia uguale a quello dei vostri colleghi. Beh, sicuramente diciamo che abbiamo sempre visto l'entusiasmo nei ragazzi nel mettersi nella giornata ecologica e ricordiamo sicuramente quando anche noi la facevamo, perché è una tradizione che diciamo portiamo avanti da diversi anni e quindi per questo ci piace sempre coinvolgere i ragazzi e vediamo sempre il loro entusiasmo nel farlo. Bene, e a noi piace coinvolgere voi. Grazie. Grazie. Riparto Ursa Minore di Fontane. Congratulazioni. Ecco qua. No. Nicolò
sua sorella prima. Mi raccomando, par condition qui. Io con la giornata ecologica ho emozioni un po' contrastanti, perché mi ricordo quando 10 anni fa mi sono caduti strane cose addosso, ancora trovando, quindi ormai è una cosa che ci portiamo avanti da tanto tempo, è una bellissima tradizione e come dice il nostro fondatore Baden Powell, noi cerchiamo sempre di lasciare il posto meglio di come l'abbiamo trovato. Bravo. Allora, gruppo Villorba, riparto Fulmine Azzurro di Villorba. Volevo ringraziare tutti voi per averci dato questa opportunità, ringrazio a nome di tutta la staff e di tutto il reparto, perché credo comunque sia importante coinvolgere i giovani in queste attività di sensibilizzazione alla fin fine e comunque che hanno un'utilità pratica. E lavoreremo anche questa domenica sempre a Villorba e insomma io vedo sempre i ragazzi molto motivati, penso che sia importante. Molto bene. Grazie. Obiettivo raggiunto. Branco Pista Felice di Lancenigo. Vi ringrazio perché comunque è stata un'ottima occasione quest'anno per me con i lupetti, con i bambini appunto delle elementari fare questa esperienza e devo dire che è stato molto educativo e questo approccio, insomma, fargli imparare fin da subito il rispetto per l'ambiente, per i parchi, per tutti i posti dove noi stessi facciamo appunto attività le domeniche, insomma. Grazie a voi. Sì. Branco Sorgenti nel nord di Fontane. Scusa, del nord di Fontane. Oddio, onestamente non saprei tanto cosa aggiungere, hanno già eviscerato tutto, quindi posso solo ringraziare anche per l'apprezzamento vostro che ci date nei nostri confronti. Posso solo ringraziare. Noi ringraziamo. Grazie. Branco Cielo Stellato di Villorba. Io ringrazio sia per l'onorificenza che anche per questa possibilità che ci date di ripulire i nostri luoghi. Complimenti a voi. Io ringrazio anche, prego. Sì, anche i capi scout. In classe sono abituato a gridare. No, allora, io sono Alberto Sponchiaro, il capogruppo del Villorba 1, che è quello maschile, Silvia è del Villorba 2, quello femminile. Chiaramente lavoriamo molto assieme. Parlo anche a nome suo, però non ci siamo messi d'accordo, quindi dopo lei può dissentire. Si può dissentire, esattamente. Allora, è chiaro che quando noi facciamo qualcosa non lo facciamo per l'applauso. Siccome siamo in streaming, se vieni qua ti vedo. Camera è quella di là, quindi probabilmente la vedono di Non lo sapevo. Allora, no, dico, chiaramente quando facciamo qualcosa non è che lo facciamo per l'applauso, il riconoscimento, però ci ha fatto molto piacere. Questo bisogna dire perché tante cose passano un po' di sottobanco e dato per scontato, vedere che qualcuno se le ricorda ci ha fatto piacere. Ecco, questo sì. Quest'anno tra l'altro col consigliere Borsato, con Lorenzo, siamo riusciti anche ad armonizzare le cose in maniera tale da assicurare sia la nostra presenza a tutte le varie giornate, senza però caricare anche troppo quelle che sono le nostre attività, perché essendo educative hanno bisogno chiaramente di un certo, quindi dividendoci tra tutti quanti abbiamo assicurato un po' tutto quanto e sicuramente la formula ha funzionato. Ecco.
Io ne approfitto un po' perché in questi anni abbiamo sentito la vicinanza, insomma, dell'amministrazione comunale. Non è solo stasera, insomma, l'abbiamo sentita questi ultimi giorni, proprio ultimi mesi, appunto col sindaco per la questione fuochi. Ci ha dato una mano molto grossa a livello regionale, a livello proprio amministrativo, ma prima c'è stato anche altro, insomma, quindi sentirci un po' appoggiati è bello, insomma, anche perché non so i numeri esatti del Villorba 2, però penso che assieme raggiungiamo più o meno 200 ragazzi della nostra comunità comunale, insomma non è poco. Tu fai un'attività di pulizia del parchetto, significa che il ragazzo quando ha finito quel parchetto non è più come prima, è un po' suo. Ecco. Un po' tutto quello che c'è attorno diventa un po' tuo, è un educare la cittadinanza fondamentalmente, ecco. E anche un ricordarsi di un fatto che se butti per terra una carta qualcuno va a prenderla su e non è scontato che deve essere sempre la contarina, insomma, a fare queste cose qua. Quello che approfitto è di chiedervi un po' di appoggio, nel senso che chiaramente la nostra è un'attività educativa, però ci troviamo un po' anche in difficoltà questi ultimi anni perché, complice sicuramente il calo demografico, però vediamo i numeri delle unità dei bambini più piccoli che fanno un po' di fatica. Penso che la CR ci conosciamo un pochettino, ma penso che sia simile. Ecco, è difficile non tanto raggiungere i bambini, perché i bambini sono molto presi dalla cosa, però è un po' difficile quando bisogna coinvolgere le famiglie, perché fa un po' di paura quello che è un impegno costante e l'attività educativa non può essere quella ricreativa a spot, deve avere una certa continuità, un certo impegno. Dà un pochettino anche in un certo senso di paura perché purtroppo arriviamo da una situazione in cui siamo stati veramente tanto chiusi in casa e molte famiglie noi vediamo fanno fatica ad uscire. Quindi anche se lavoriamo con i bambini, in un qualche modo andiamo ad appoggiare le famiglie, perché in quel momento là, facendole uscire, facendole incontrare, cerchiamo di creare un po' un tessuto, insomma, anche sociale nostro. Grazie. Ma io ringrazio voi, ma ringrazio anche la CR, Sara, che è la responsabile della CR, è il primo anno che abbiamo coinvolto anche questo nuovo gruppo che gira attorno alle parrocchie, quindi ha avuto un buon riscontro, quindi anche da questa parte, insomma, siamo una comunità, ci stiamo muovendo per cercare di sensibilizzare che l'ambiente è di tutti, quindi va tutelato. Quindi grazie ancora a tutti e se volete rimanere per il consiglio, ben venga. Sì. Allora, siccome questa settimana ho fatto una riunione tutte le sere e domani mattina alle 8 sono in classe, forse è meglio. Stasera sarebbe stata una sera libera. No, stasera, se devo essere sincero, però è una roba ieri era cena di Sparasi di Scout di Cimadolmo. Stasera però no, non ho dato l'adesione perché venivo qua. Quindi. Poi permettetemi anche di ringraziare gli amministratori che in queste giornate si sono resi disponibili le domeniche e hanno partecipato alle giornate ecologiche, quindi, e ringraziamo anche quelli che si aggiungeranno alle prossime giornate ecologiche amministratori. Spero vivamente. Okay? Grazie ancora. Grazie e complimenti a tutti. Bene, proseguiamo. Punto numero 1, comunicazioni.
Allora, si è prenotato il consigliere Carraro, prego. Sì, mi è stato comunicato da una signora che probabilmente non è successo in altre volte, ma è stata chiusa dentro il cimitero. Lei non si è accorta, non aveva il telefonino, per cui ha detto: chiedi se è possibile mettere un pulsante di avvertimento. Fortunatamente questa non è stata presa dal panico, per cui ha aspettato qualcuno che passi, e fortunatamente in quella zona qualcuno passa perché fa le passeggiate. Però ecco, non so se gli altri cimiteri sono forniti, però sarebbe utile, perché se una comincia a essere presa dal panico la cosa diventa un po' più... Quale cimitero, scusa? Di Lancenigo. Grazie consigliere, prego consigliera Girasole. Grazie. Io invece volevo riportare alla vostra attenzione una lettera che è stata indirizzata al sindaco, in particolare anche all'assessore AS, da parte dei rappresentanti dei genitori della primaria Marco Polo, e che appunto chiedono di essere aggiornati sullo stato d'avanzamento dei lavori, dicendo appunto che benché consci insomma della necessità di ovviamente effettuare tutti i lavori che sono in corso, la convivenza con la primaria Marconi a causa degli spazi ristretti sta iniziando a creare dei disagi, soprattutto a livello didattico, sempre più difficilmente sostenibili, e poi iniziano ad interrogarsi i genitori con un po' d'ansia sul dove andranno i bambini che stanno concludendo la quinta e che l'anno prossimo dovrebbero iniziare appunto il nuovo ciclo scolastico. Chiedono quindi di essere aggiornati su che cosa succederà a settembre, e pensavo ecco potesse essere un'occasione per provare a dare loro qualche informazione in più. Grazie consigliera. Ha chiesto la parola il sindaco. Sì, allora, no. Sul discorso della signora che è rimasta chiusa nel Cenigo, sono stato avvisato in seduta stante quella sera e nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti è stato risolto. Abbiamo fatto presente anche agli uffici di trovare una soluzione. Sapete tutti che il custode del cimitero, quando prima di chiudere va dentro e fischia, molto probabilmente lì c'è stato qualcosa che non è andato, e ci siamo raccomandati che venga avvisato più volte quando fa il giro in prossimità della chiusura. Per quanto riguarda le informazioni sulla scarpa, le vuole sapere lei o i genitori? Perché i genitori hanno già risposto. No, convocheremo una riunione con chi ci ha chiesto l'incontro, e poi daremo le informazioni del caso. No, comunque per dare informazioni del Consiglio, i lavori stanno andando avanti secondo il cronoprogramma. Grazie sindaco. Se non ci sono altre comunicazioni, io... Prego segretario. Sì, si tratta di una comunicazione tecnica ai sensi dell'articolo 10 del regolamento sui controlli interni. Comunico che sono stati effettuati i controlli di regolarità amministrativa successiva, sono stati inviati al Presidente del Consiglio, ma sono depositati agli atti della segreteria e sono stati effettuati per il primo e il secondo semestre 2022 e su tutti gli atti del PNRR. Spetta al gruppo di controllo, è previsto dal regolamento fin dal 2013, l'avete approvato, una verifica semestrale sugli atti, delibere, determine e contratti che vengono estratti in maniera casuale, e su questo si fa la verifica di regolarità amministrativa, oggetto, soggetto, legittimità, efficacia, cioè gli elementi propri dell'atto. Non sono state rilevate irregolarità, sono stati rilevati alcuni elementi che possono essere di miglioramento, che sono stati inseriti magari nelle premesse delle determine, in modo da dare dei modelli anche uniformi agli uffici. Questa è la comunicazione che era corretto dare al Consiglio, che verrà effettuata di regola annualmente, almeno una volta l'anno. Grazie segretario. Punto numero 2.
Approvazione verbali di precedenti sedute. Trattasi dei verbali della seduta del 17 febbraio 2023, e cioè il verbale numero 1, il numero 2, il numero 3, il numero 4, il numero 5, il numero 6, il numero 7 e il numero 8. Do per letti i verbali e pongo in votazione il punto. Prego, consiglieri. Sedici presenti, 16 favorevoli, l'Assemblea approva. Punto numero 3. Con schema di convenzione per la costituzione e il funzionamento dell'area urbana di Treviso, programma regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 della Regione Veneto, Piano Regionale Veneto FESR 2021-2027. Approvazione. Illustra il punto il vice sindaco Giacinto Bonan, prego. No, è tutto a posto. Buonasera a tutti. Allora, questa è una proposta di delibera. Premesso che la Giunta regionale con decreto della Giunta del 1415 del 12/10/2021 ha approvato la deliberazione programmazione 2021-2027, obiettivo: investimenti a favore dell'occupazione e della crescita, approvazione della proposta del programma regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, PR, sarebbe FSR, e la proposta di programma regionale Fondo Sociale Europeo, sempre PR FESR, del Veneto, per il 2021, come ho detto prima, e il 2027, ai fini di consultazione partenariale. Allora, dato atto che il Comune di Treviso, a seguito di apposita deliberazione dei comuni di Carbonera, Casier, Paese, Ponzano Veneto, Pregaziol, Quinto di Treviso, Sillea, Villorba, ha formalizzato la partecipazione dell'amministrazione comunale quale soggetto capofila e autorità urbana, la manifestazione di interesse per candidare l'area urbana di Treviso, e si è impegnato a partecipare al percorso di coprogettazione e attuazione del SISUS in collaborazione con la Regione e secondo le indicazioni della Commissione europea e delle amministrazioni centrali. Considerato che il programma del Veneto FSR stabilisce tra l'altro le strategie, le priorità e gli obiettivi specifici da perseguire in merito allo sviluppo urbano della regione come indicato dall'agenda urbana europea, dai regolamenti dei fondi strutturali e di investimento europei e all'accordo di partenariato nazionale. Tali priorità vengono attuate tramite lo strumento di investimento territoriale integrale ITI, di cui agli articoli 28 e 30 del regolamento UE
2021-2030 attraverso gli obiettivi specifici OS 1.2, agenda digitale 1.3, piccole e medie imprese, progetti integrati con altri OS, cultura, turismo, commercio sociale, 2.7 infrastrutture verdi, 2.8 trasporto pubblico locale e percorsi ciclabili, numero 4.3 edilizia residenziale pubblica, co-housing e residenzialità leggera con FSR più 4.11 progettualità, secondo 5.1 rigenerazione urbana e culturale. Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 22 del 10 del 2 2023, con la quale è stato approvato l'apposito protocollo d'intesa per l'elaborazione della strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile SISUS nell'area urbana di Treviso, predisposto per disciplinare i rapporti tra comuni coinvolti nella fase di definizione del SISUS. Le modalità di governance istituzionale e di coinvolgimento, partecipazione dei soggetti rilevanti del territorio con tale protocollo sono state in particolare definite le modalità coordinamento tra comuni attraverso l'istituzione della cabina di regia a Treviso e modalità di coinvolgimento del partenariato in applicazione ai principi e ai modelli dello sviluppo locale partecipato attraverso l'istituzione del tavolo di partenariato urbano a Treviso. Ritenuto di adottare apposita convenzione con la quale sancire l'impegno dell'area urbana per la coprogettazione e attuazione del SISUS nel rispetto dei reciproci impegni assunti dai diversi enti, dei tempi per il raggiungimento dei target di risultato intermedi e finali, andando altresì a dettagliare gli aspetti formali ed operativi della gestione delle fasi e degli interventi. Visto l'allegato schema, Convenzione per la costituzione ed il finanziamento dell'area urbana di Treviso, programma regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 della Regione del Veneto, PR Veneto, FESR 2021-2027, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. Richiamato l'articolo 78 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberare riguardanti interessi propri o di loro parenti o affine sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. Qui una pausa è dovuta, nel senso che se c'è qualcuno che si sente investito da interessi, ma penso proprio di no, a questo punto dovrebbe non solo astenersi ma uscire dall'aula. Dunque proseguo, si propone al Consiglio Comunale di dare atto di quanto previsto dal protocollo d'intesa per l'elaborazione della strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile SISUS dell'area urbana di Treviso, adottato con deliberazione della Giunta Comunale il 22 del 10
febbraio 2023, predisposto per disciplinare i rapporti tra i comuni coinvolti nella fase di definizione della SISUS, le modalità di governance istituzionale e di coinvolgimento e partecipazione dei soggetti rilevanti nel territorio. Numero 2, di dare atto in particolare che tale protocollo sono state definite le modalità di coordinamento tra i comuni attraverso l'istituzione della cabina di regia a Treviso. Secondo, le modalità di coinvolgimento del partenariato in applicazione dei principi e ai metodi dello sviluppo locale partecipato attraverso l'istituzione del tavolo di partenariato urbano AU Treviso. 3. Di adottare apposita convenzione con la quale sancire l'impegno dell'area urbana per la coprogettazione e attuazione del SISUS nel rispetto dei reciproci impegni assunti dai diversi enti dei tempi per il raggiungimento dei target di risultato intermedi e finali, andando altresì a dettagliare gli aspetti formali ed operativi della gestione delle fasi e degli interventi. 4. Di approvare l'allegato schema di convenzione per la costituzione e il funzionamento dell'area urbana di Treviso, programma regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 della Regione del Veneto, PR Veneto, FESR 2021-2027, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. Di demandare al sindaco la sottoscrizione della convenzione in oggetto e di dare atto che eventuali rettifiche o integrazioni o modifiche non sostanziali di carattere tecnico, come tali non interferenti sulla natura del presente schema di convenzione, non richiedono un nuovo provvedimento consigliare e saranno a cura dei competenti settori. Numero 6. Demandare al dirigente del settore, secondo l'esecuzione di tutti i conseguenti il presente provvedimento. 7. Di trasmettere la deliberazione alla struttura dell'autorità urbana di Treviso. 8. Di chiarire la presente deliberazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 144 del 4 del decreto legislativo numero 267 del 18 dell'8 del 2000 per consentire la presentazione della convenzione sottoscritta da tutti i sindaci parte dell'area urbana entro il 22 aprile 2023 terminate tramite previsto il bando. Adesso passo al Consiglio Comunale, quello che è il seguito. Questo passa. Grazie Vice Sindaco, prego Sindaco. Giusto per riassumere di quello che ha appena detto Vice Sindaco, i comuni aderenti all'area urbana sono 9, avete sentito i nomi, e questi sono fondi che sono arrivati appunto per l'area urbana e il SISUS dall'Europa, che vengono distribuiti alle regioni. Con la città urbana, quindi di noi facciamo parte perché siamo in cintura urbana, questi 9 comuni devono presentare dei progetti per impegnare questi soldi che poi la regione distribuirà appunto alla città urbana. Il capofila è Treviso, ogni comune ha dato dei progetti loro per andare appunto a convenzionarsi tra di loro con Treviso capofila, per poi mandare in regione la progettazione totale, generale, per reperire questi 16 milioni di euro che arrivano dalla Comunità Europea. In sintesi è questo. Il Comune di Treviso ci ha avvisato
2 settimane fa che dovevamo entro il 22 di questo mese fare la convenzione tra i 9 comuni per poter chiudere il cerchio e andare alla progettazione vera e propria di questi fondi, per prendere questi fondi europei, giusto per andare alla sintesi. Se volete io posso anche, non è un segreto, la progettazione che abbiamo fatto noi riguarda una pista ciclabile, un bosco rigenerativo e abbiamo chiesto la ristrutturazione di alcuni alloggi ATER. Questi sono ambiti che appunto chiede l'ambito generale, l'ambito quello proprio grosso, che è la regione, dove ci sono questi fondi da recuperare. Altri comuni hanno fatto le loro progettazioni e anche lì siamo nella ciclabile, nel bosco rigenerativo e negli alloggi ATER. Questa è un po' la sintesi di quello che serve fare questa convenzione. Poi se ci sono domande siamo qua. Grazie Sindaco, si è prenotata la consigliera Girasole, prego. Volevo proprio avere... Ho fatto un po' di confusione. Prego. No, ho sbagliato? Ecco, prego. Sì, le mie domande appunto attenevano proprio a quanto ha aggiunto adesso il sindaco. Volevo capire un po' di più sui contenuti delle progettualità presentate per Villorba. Se volesse aggiungere qualche informazione in più, grazie. Prego Sindaco. Allora, i 16 milioni di euro sono ripartiti in diverse linee di intervento. Quindi digitalizzazione dei servizi nelle aree urbane 750.000. Non sto parlando del nostro comune, sto parlando in generale. Sostegno nelle aree urbane vari settori, cultura, turismo, commercio 300.000, infrastrutture, aree verdi in area urbana 3 milioni, interventi per la mobilità urbana sostenibile, percorsi ciclabili, punti di ricarica elettriche, sistemi di trasporto intelligente, trasporto pubblico 5,5 milioni. Interventi per l'inclusione abitativa, quello che vi ho appena detto, co-housing, residenza leggera, 3,8 milioni. Interventi per la realizzazione urbana e cultura, recupero di zone degradate e patrimonio storico, 2,8 milioni. Questi sono gli ambiti che la Regione ha con il contributo europeo, dove i comuni fanno i loro progetti. Di questi ambiti noi abbiamo fatto la ciclabile, il bosco rigenerativo, ambiente e l'edilizia sociale. Abbiamo appunto presentato questi progetti, questi 3 progetti. La pista ciclabile è la pista ciclabile Via della Libertà che collega Via Piave. Bosco rigenerativo è nell'area in zona industriale, anche per riqualificare la zona industriale. Alloggi ATER sarà l'ATER che decide quali ristrutturare, perché quelli sono fondi che abbiamo chiesto noi, però verranno gestiti direttamente dall'ATER. Quanto è esteso, scusi, il bosco? Quanti ettari? Fuori il microfono, consigliere. Siamo in fase ancora di progettazione, quindi il progetto vero e proprio non c'è ancora. C'è l'idea di, non so quanti ettari, 2 ettari, 4 campi, 20.000 metri, insomma. Mario, non è poco. Grazie Sindaco, si è prenotato il consigliere Carraro, prego. Allora, posto che questo provvedimento sa di buono, volevo chiedere 2 cose. Allora, noi avevamo un protocollo d'intesa 2016 che dice così, era nel DUP ultimo che abbiamo votato. Protocollo d'intesa per la disciplina e il sistema di governance della strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile 2016 dell'area urbana di Treviso tra i comuni di Treviso, Casier Paese, Preganziolo, Silea, Villorba, MOM, Mobilità di Marca, ATER, ISRA, ULS, provincia di Treviso. Adesso invece mi pare sia solo per i comuni, cioè i 9 comuni
area urbana. Allora, probabilmente questo diventa un progetto obbligatorio, mentre questo qua era una cosa un po' messa là. E volevo chiedere due cose. Per la mobilità sostenibile sono solo le ricariche elettriche oppure con la MOM, con le ferrovie, con tutta una serie di soggetti dedicati al trasporto si può fare un progetto diverso, comprese le biciclette, tutta sta roba qua, in modo da utilizzare meno auto possibile. E voglio dire su questo anche i parcheggi, perché nel momento in cui i parcheggi non sono fruibili la gente va in autobus. Quando uno ha parcheggi all'infinito l'autobus non lo adopera. E questa era la prima domanda, se questi progetti interessavano anche una mobilità di cui noi abbiamo parlato anche qualche altra volta, che va gestita più con un territorio più largo, perché bisogna appunto caricare la gente in corriera, in autobus e in treno, se no, se non si riesce. Ecco, questa è la prima domanda. Seconda domanda, noi abbiamo anche la provincia di Treviso, che dice qua, sempre dal DUP, programma operativo aggregazione promossa provincia di Treviso per la partecipazione al bando pubblico regionale per lo sviluppo di progettualità integrate aventi come obiettivo digitalizzazione di progetti amministrativi. Questo è uno. Poi abbiamo anche l'IPA di Marca. Tutte queste realtà qua si fanno concorrenza oppure vengono integrate tra di loro? Sono fondi diversi? Sono fondi diversi, ho capito. Ecco, volevo sapere questo. Grazie consigliere. Prego Sindaco. Allora, i comuni interessati sono Carbonera, Casier, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Silea e Villorba, compreso Treviso. E in questi ambiti, quelli che ho citato prima, ogni comune ha presentato le proprie progettualità. Per quanto riguarda la MOM, sì, c'è dentro anche la MOM. Infatti la MOM, se non ricordo male, Giacinto, siamo andati assieme all'incontro, la MOM ha avanzato anche un trasporto pubblico sostenibile, quindi che va nella cintura urbana, non solo a Treviso. Quindi la MOM avrà adesso, quando sarà ricostituito il tavolo di lavoro con questa convenzione, avrà la progettualità per quanto riguarda la cintura urbana, quindi di cui noi facciamo parte. Per le ricariche appunto delle bici elettriche sono previste nelle piste ciclabili cui i comuni le fanno con questi fondi. Grazie Sindaco. Ha chiesto la parola il Vice Sindaco, prego. Sì, volevo fare due parole riguardo la domanda del consigliere Carraro. Allora, tutti questi enti qui, che sembra una cosa confusionale, finalmente tutto viene comunque comunicato a tutti, ed ecco perché Via Libertà. Noi abbiamo, il Sindaco, la Giunta, abbiamo optato per far richiesta di fondi per Via Libertà, perché Via Libertà nel master plan delle ciclabili della provincia di Treviso ha priorità numero 1, vale a dire che ha già un punteggio alto, ed ecco perché quel pezzo lì è stato finanziato. Dunque tra le parti si cerca di fare una cosa molto pratica, di far funzionare le piste ciclabili in modo che convergano da e per Treviso, o da qua per Treviso e viceversa, in modo che siano comunicanti. Altrimenti continuiamo con un sistema zoppo di pezzi di piste ciclabili buttati qua e là, quando che poi non si raggiunge nessuna meta. Una parolina contro Treviso si potrebbe dire qui, perché noi siamo arrivati a Treviso con 2 piste ciclabili e questi non sono arrivati con neanche una. Grazie Vice Sindaco, prego Sindaco.
Sì, volevo aggiungere che l'idea di finanziare la pista ciclabile via Libertà, via Piave, è appunto per collegarsi a quella della provincia e a Treviso. Anche perché si passa davanti alla stazione ferroviaria il capolinea degli autobus. Quindi il capolinea qui, noi siamo uno dei pochi comuni che ha 4 linee dedicate. Forse siamo il comune che ha più linee dedicate a detta della MOM. E qui al mattino scendono una marea di ragazzi che vanno al campo scolastico e da qui al campo scolastico o attraversano il parco e i campi da gioco o altrimenti non sono in sicurezza, però collega il capolinea della MOM con la stazione e poi prosegue, si va fino alla provincia e a Treviso. Per questo abbiamo preso il punteggio più alto. Potevamo scegliere un'altra pista ciclabile, ma molto probabilmente forse non ce la finanziavano perché il punteggio magari non arrivava allo scopo dell'ambito. Ha chiesto la parola la consigliere Parchi, prego. Sì, soltanto un chiarimento. Questi progetti non è detto che tutti passino allora, cioè ci saranno dei comuni che potrebbero avere tutti i progetti presentati approvati ed altri no. Se mi dite che c'è un punteggio prevalente, o ho capito male? Grazie. Aspetti un attimo. Ogni progetto viene valutato per la sua valenza. Come ha cercato di specificare ulteriormente il sindaco, la ferrovia costituisce un mezzo di trasporto primario. Ecco che la ciclabile di via Libertà deve arrivare a quello. Naturalmente noi non ci siamo fermati lì, perché passando sotto il sottopasso della ferrovia si arriva in via Piave perché c'è un'altra pista ciclabile e attraversando la strada di via Piave si arriva su via Capitello, che sarebbe a sua volta la Claudia Augusta, che attraverserebbe Lancenigo. Dunque questo obiettivo qual è il nostro? Di avere dei punteggi più alti possibili per renderle visibili a qualsiasi, che sono progetti non fine a se stessi ma per la comunicazione, diciamo, ciclistica in questo caso. Se poi andiamo avanti 100 metri sull'altra rotatoria che c'è in via Piave, ci si può collegare con la ciclabile del San Artemio ed ecco che si arriva con la terza pista a Treviso. Dunque, non per andare a Treviso, per l'amor di Dio, ma per far capire che si sta lavorando bene. Dopo naturalmente ci sono cittadini che arrivano dall'estero e fanno anche la Pontebana, ci sono quelli che arrivano con la Monaco-Venezia. Dunque tutte le strade, c'era il vecchio proverbio che diceva, portano a Roma. Dunque importante è che ci siano sbocchi e che siano segnate in modo che il ciclista che vuole andare da punto A a punto B ci arrivi. Poi noi abbiamo tutto un programma di segnaletica per segnalare i punti di interesse del nostro comune e anche, diciamo, ristorazione, bed and breakfast, tutti questi locali che il turista potrebbe essere interessato. Dunque bisogna lavorare parecchio anche su quello. C'è del denaro anche su quello, solo che Treviso sta cercando di lavorare nella perfezione dando dei simboli alle varie vie di comunicazione, ma come ho detto Treviso fa il maestro dell'orchestra ma non suona nessun strumento. Fuori microfono, consigliere. La parola al sindaco, prego. Sì, volevo precisare che noi abbiamo parlato di progetti, non di idee, consigliere Parchi, quindi la progettualità che noi abbiamo presentato ha già avuto un punteggio.
solo che adesso serve la convenzione tra i 9 comuni per mandare alla regione, anche gli altri comuni hanno mandato i loro progetti e gli è stato dato un punteggio per la ripartizione dei fondi. Riprenotata, consigliere? Bene. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto numero 3 di questa sera, schema di convenzione per la costituzione e il funzionamento dell'area urbana di Treviso, programma regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 della Regione Veneto, Piano Regionale Veneto FESR 2021-2027, approvazione. Pongo in votazione il punto. Prego, consiglieri, votate. 16 presenti, 16 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. L'Assemblea approva. Vi chiedo anche di votare gentilmente eseguibilità. Prego. (16 presenti, 16 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto). L'Assemblea approva anche l'immediata eseguibilità. Seguiamo, punto numero 4, approvazione schema di convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 267/2000 per la gestione associata delle misure comunitarie, nazionali e regionali per l'inclusione sociale nell'ambito territoriale sociale VEN 09 per il periodo 2023-2025. Prego, Sindaco. Allora, è una convenzione simile a quella che abbiamo appena votato, quindi su indicazioni appunto della Regione, che sta lavorando su una nuova norma degli ambiti territoriali sociali, chiede di appunto convenzionarci con i 36 comuni più 1, 37, che è il comune di Treviso che farà da campo d'ambito, appunto per gli interventi e prestazioni, programmazione sull'inclusione sociale. Quindi è la fotocopia di quella che abbiamo votato prima. Grazie, Sindaco. Prego. Sì, stiamo parlando del comitato dei sindaci, non della conferenza dei sindaci, comitato dei sindaci, perché avevo visto da qualche parte scritto conferenza. Nel frattempo si è prenotata la consigliera Girasole, prego. Grazie. Io qui volevo fare due, diciamo, ordini di domande. Uno, siccome vedevo citati tra gli obiettivi della Convenzione anche la promozione in tutti i comuni del raggiungimento dei livelli essenziali di prestazioni sociali, mi chiedevo se potessimo cogliere l'occasione per avere un aggiornamento su come siamo messi da questo punto di vista a Villorba e se ci ricorda l'attuale dotazione di personale dei servizi sociali, perché se capisco bene l'obiettivo di questa convenzione è proprio quella anche di mettere a fattor comune risorse oltre che di coordinare gli interventi, quindi se potevamo sfruttare l'occasione per fare un attimo il punto della dotazione di Villorba. E questo è un ordine di domande. Un'altra invece, ho cercato di comprendere, non nego, piuttosto complessa, la governance di questa convenzione. E quindi se capisco bene c'è appunto il comitato dei sindaci che lei ha appena citato, come proprio organismo di governance finale, diciamo, politica.
mentre il livello tecnico-gestionale individua il comune capofila, quindi Treviso, e il nucleo operativo territoriale. Quest'ultimo, se capisco bene, quale soggetto, diciamo, che appunto influenza anche, propone, ha un ruolo propositivo rispetto alle decisioni che poi vengono assunte in battuta finale dal comitato dei sindaci. E notavo che nel nucleo operativo territoriale nord, noi di Lorba, che siamo del sottoambito nord, non ci siamo, ci sono altri comuni. Mi chiedevo, Breda per esempio, vedevo Istrana, Spresiano, mi chiedevo come sia stato definito questo, cioè la partecipazione di diversi comuni del sottoambito a questo ente, diciamo, del sistema di governance, e il non farne parte, che implicazioni ha rispetto alla nostra capacità di influenzare, promuovere appunto la programmazione congiunta. Grazie consigliera, prego sindaco. Non ha nessuna influenza, perché comunque è il comitato di sindaci che poi decide le azioni. Noi siamo all'interno del gruppo di lavoro con la disabilità e abbiamo il coordinamento degli assistenti sociali, che è nostro, perché è una nostra assistente sociale che fa parte del coordinamento degli assistenti sociali. L'influenza che può avere la governance è comunque deve passare sempre per il comitato dei sindaci. Vi ricordo che tra comitato e conferenza dei sindaci io faccio 2 riunioni alla settimana, quindi ogni azione per qualsiasi ambito viene decisa in comitato dei sindaci, anche perché poi il comitato dei sindaci va a proporre i progetti alla conferenza dei sindaci per i piani di zona. Per l'altra domanda che mi ha fatto, io se vuole le do alcuni dati che ho sotto mano, altrimenti se non sono sufficienti le farò avere su una relazione sociale più completa. Allora, l'attività svolta fino ad ora nel nostro comune è misura di inclusione RIA, 6 utenti, più 16 utenti e sostegno all'abitare, 2 utenti per l'educare, reddito di cittadinanza 27 utenti, sportello psicologico in comune 15 utenti, fattore famiglia 38 utenti, famiglie fragili utenti, beneficiari sono 27. Questi sono tutti ambiti che fanno parte comunque di un ambito territoriale con appunto il comitato dei sindaci. Cioè, si sta già lavorando in ambiti, è che adesso bisogna mettere su carta le convenzioni appunto per avere un po' di più forza anche a livello regionale e nelle progettazioni e tutto quello che si possono intercettare contributi regionali, fondi europei, nazionali, piuttosto che andare ognuno per conto proprio. Quindi questo che vi ho appena elencato sono già ambiti che sono già progetti che fanno già parte di un ambito. Noi attualmente il nostro organico siamo a 3 assistenti sociali. Adesso dobbiamo assumerne una perché abbiamo una maternità in corso. Comunque, avevamo già detto, mi sembra, al consiglio scorso, giusto? Grazie sindaco. Si è prenotato il consigliere Carraro. Prego. Sì, volevo capire 2 o 3 cose. Com'è questo comitato di sindaci diversamente dalla conferenza? Perché prima abbiamo trattato della zona urbana, adesso invece su questo schema di convenzione, prego? Sì. Noi lavoriamo con Mansuè, che è da tutta un'altra parte, che probabilmente dovrebbe far capo a un altro punto di riferimento tipo Sandonà, per cui non ho capito come è pensata questo gruppo di comuni, perché si distribuisce in lungo. Noi probabilmente saremo molto più vicini con comuni tipo Conegliano o altri comuni così, invece andiamo.
Sì, 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 ho capito. No, pensavo che il nostro distretto arrivasse fino a Roncade e che Mansuè facesse capo a San Donà, una roba del genere. Insomma. No, infatti non so perché non sono a conoscenza di tutto il rimescolamento che è avvenuto col discorso delle US, eccetera. E la seconda domanda che volevo fare, questo schema che ci porta sostanzialmente all'ATS, poi recupera tutti le collaborazioni che adesso probabilmente abbiamo con altre realtà. Per esempio leggo qua, protocollo d'intesa tra azienda US, Marca Trevigiana, Comune di Villorba per la gestione degli stati di crisi in situazioni di emergenza familiare e sociale a favore di utenti del Dipartimento di Salute Mentale. Allora, questo è un esempio. Su questo comitato cosa si andrà a fare? È come quello di prima che gestisce dei fondi particolari oppure si andrà a pensare un po' tutto il discorso del sociale in questo territorio? Ecco, in questo senso volevo chiedere. Grazie consigliere, prego sindaco. Sì, allora parto dall'ultima domanda. Sì, si va comunque a vedere tutto il sociale. Allora, la conferenza dei sindaci funziona, la conferenza dei sindaci sono 91 comuni, mi sembra. Correggimi Marco, che tu sei più esperto. Sono 91 comuni, mentre il comitato dei sindaci sono 36, sono quelli per distretto. Okay? Nei piani di zona tutti i comitati di sindaci fanno le proprie proposte per poi arrivare ai piani di zona che riguarda tutta la US, quindi distretto Nord, distretto Asolo, distretto Treviso, distretto Pieve di Soligo. Il comitato di sindaci fa le proposte e poi lo trasferisce alla conferenza dei sindaci. Quindi ogni ambito porta le proprie proposte per creare i piani di zona. I fondi che sono a disposizione della regione, che parla per ambito, quindi parla per comitato dei sindaci, quindi per ambito, distretto di Treviso piuttosto che distretto di... quello che si decide in fase d'ambito non è uguale anche per Conegliano o per Asolo, perché quello che invece viene deciso poi in conferenza dei sindaci va su tutto il sociale, quindi ogni ambito fa le proprie proposte. Noi qui a Villorba abbiamo proposto al comitato dei sindaci il 101 per minori, di cui noi siamo già partiti a gennaio in fase sperimentale, e il comitato dei sindaci l'ha accettato e l'ha proposto ai piani di zona, quindi alla conferenza dei sindaci. Ecco, funziona un attimino così. No, qua no, mi sembra di aver visto 210.000 può essere, da qualche parte, ma no, non si parla ancora di... C'è ancora una suddivisione. Ve lo dico subito, se trovo... Questi servono per recepire tutti i fondi PNR e basta, o anche il resto? No, non solo i fondi PNRR, anche altri fondi che arrivano sia dallo Stato che dalla Regione. Cioè, se noi come Comune di Villorba abbiamo una progettualità, allora vi faccio un piccolo esempio, la progettualità dei mini alloggi per le donne vittime di violenza, ve la ricordate? Quelli sono stati fondi PNRR, ma l'abbiamo presentato come Comune prima al comitato dei sindaci e poi alla conferenza dei sindaci, che sono stati accettati. Quindi ogni comune, per quello vengono fatte così di frequente tutte le riunioni, comitato di sindaci, di solito è venerdì, era oggi, conferenza dei sindaci venerdì e settimana dopo, per recepire tutte le progettualità sostenibili e per poi creare gli ambiti, perché come ho detto prima, da soli non si va da nessuna parte, quindi se si lavora in ambito c'è più possibilità di avere più risorse e che i progetti che ogni comune o ogni ambito propone vengano presi in considerazione e soprattutto vengano sovvenzionati.
La mia domanda era volta a capire cosa cambia rispetto a prima. Prima c'era la conferenza dei sindaci. Ma c'è ancora la conferenza dei C'è sindaci. ancora, sì, prima c'era la conferenza Conferenza dei sindaci che È solo gestiva, per i piani di zona. che solo per i piani di zona. Invece qui recepiscono anche il PNR, i soldi del PNR, cioè questi sono regolamentati per gestire e domani li gestirà l'ATS quando l'ambito territoriale, quando sarà regolamentato. L'ambito fa parte tot comuni, ogni comune ha le sue progettualità che viene presentata come ambito e poi l'ente superiore dice ok. E fuori microfono, consigliere. Però noi presentiamo i progetti, ma se i soldi arrivano all'ambito è un conto. Se arrivano se invece arrivano, cioè se l'ente superiore, cioè la conferenza dei sindaci, dice non mi va bene il progetto. Allora, io per amor di Dio, una volta che il comitato di sindaci ha approvato i progetti, difficilmente la conferenza dei sindaci, perché alla fine siamo sempre gli stessi, solo che ci sono altri distretti, ma si va sempre per ambito in conferenza dei sindaci, cioè distretto di Treviso fa parte la conferenza dei sindaci del distretto di Treviso, comitato di sindaci del distretto di Treviso, comitato di sindaci del distretto di Asolo, no, se no... Sì, non è di facile comprensione comunque. No, beh, immagino. Diciamo che il primo step è comitato di sindaci che ragiona per ambito. Il secondo step è conferenza dei sindaci che ragiona per piani di zona. All'interno di piani di zona ci può stare la progettazione, io ho fatto l'esempio dei mini alloggi o del centro di uno per minori, lo stiamo già usando come ambito, ma verrà esteso anche ai piani di zona. Perché i piani di zona non è che, cioè le strutture devono essere un po' allocate in tutti i 91 comuni, non è che da Asolo, cioè. Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi io pongo in votazione il punto numero 4 di questa sera, e cioè approvazione schema di convenzione ex articolo 30, decreto legislativo 267/2000 per la gestione associata delle misure comunitarie, nazionali e regionali per l'inclusione sociale nell'ambito territoriale sociale, VNE 09 per il periodo 2023-2025. Pongo in votazione il punto. Prego, consiglieri. (16 presenti, 16 votanti, 16 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto). L'Assemblea approva. Di votare anche l'immediata eseguibilità. Prego, votate. (16 presenti, 16 votanti, 16 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto). L'Assemblea approva anche l'immediata eseguibilità. Se non ci sono interventi, io dichiaro che sono le 20:23 e dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Grazie a tutti e buona serata.